allora, rientro da questo servizio, do subito il benvenuto ai nostri ospiti, un buongiorno a Claudio Vicentini, co-portavoce regionale di Europa Verde, un buongiorno a Cristian Sergo, che è coordinatore provinciale per Udine del Movimento 5 Stelle. Allora, ripartiamo da questo tema ovviamente della gestione delle presenze di migranti, in particolare dei migranti giovani stranieri, minorenni stranieri non accompagnati. Dunque sta suscitando polemiche anche questa presa di posizione, queste nuove regole per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, appunto affrontate anche ieri in Consiglio regionale con questo emendamento presentato dall'assessore alla sicurezza. Abbiamo visto le varie posizioni di maggioranza e minoranza, anche voi ovviamente chiedo a questo punto un commento in merito. Chiaramente anche questa è una criticità, quella di garantire una gestione adeguata di queste presenze sul territorio, e quindi si continua a dibattere su come ovviamente concretizzare questa anche migliore gestione. Riparto da lei, Vicentini. Sì, no, sicuramente, come diceva anche giustamente lei, è una necessità e va sicuramente regolamentata, perché abbiamo visto anche, soprattutto nella nostra città, la presenza appunto senza regole sostanzialmente di minori non accompagnati ha creato dei problemi, no, alla cittadinanza e quindi al territorio. Il problema è che, appunto, come ha detto giustamente anche lei, è stato presentato un emendamento su una cosa che comunque invece su cui andrebbe discusso, su cui andrebbe parlato, convocato, commissioni e quant'altro, perché non è un problema risolvibile per l'appunto con un emendamento, no? Quindi c'è proprio un problema di merito, no? E purtroppo l'attuale maggioranza Fedriga ci sta abituando a questi metodi poco democratici, no? Come la discussione sull'ICAB, come la discussione sulla traversa di Dignano, come anche la famigerata acciaieria nella Bassa Friulana, sì, no, c'è, non c'è. Ecco, manca proprio la trasparenza, no? da parte di un'amministrazione che dovrebbe essere vicina ai cittadini, che dovrebbe dialogare con i territori, con i sindaci e con le persone preposte a fare questo. Roberti ha detto: grazie al nostro provvedimento le istanze per il rilascio di nuove autorizzazioni per strutture che accolgono questi minori saranno sottoposte a un parere vincolante rilasciato dalla Regione. Con la deliberazione della Giunta regionale saranno dunque determinati i criteri per il rilascio di questo parere, incentrati sul reale fabbisogno di posti di accoglienza e anche sulla collocazione territoriale di queste strutture, tenuto conto, ha sottolineato Roberti, dei posti già disponibili e delle anche localizzazione delle altre strutture già autorizzate. Quindi riparto anche qui da lei. Chiaramente le normative, si è parlato molto, ci sono, magari mancherebbero di risolvere delle zone grigie, cioè chiaramente nell'arco delle 24 ore da parte anche di questi centri riuscire chiaramente a monitorare il tutto e avere il supporto anche delle forze dell'ordine, ma su questo so che anche lei ha una posizione molto critica rispetto a questa decisione. Su quanto è successo ieri basterebbe dire una cosa soltanto: o sono cambiate le norme nazionali, e non mi pare che su questo il governo nazionale abbia fatto qualcosa, oppure da 7 anni che la Giunta Fedriga poteva approvare questa norma. 7 anni. Perché ieri? Perché a un mese dalle elezioni di Pordenone e Monfalcone? 7 anni. Allora qualcuno dovrebbe dirgli: perché non avete approvato 7 anni fa questa norma? Avremmo avuto 7 anni di tempo per decidere quelli che sono i criteri che prevede questo emendamento, portato così diciamo direttamente in aula senza appunto alcuna discussione preliminare, perché il giornale prima diceva criteri molto severi. Voi li conoscete? Qualcuno li conosce? C'è scritto in quell'emendamento quali sono i criteri molto severi? No. Allora il problema è molto, molto semplice e l'abbiamo detto qui anche più volte, perché il tema c'è sicuramente, ed è un problema di accoglienza, di inclusione, di come fare diciamo, trascorrere la loro vita questi ragazzi nel nostro paese. E quindi benissimo ogni tipo di regolamentazione. C'è una norma nazionale che dice che noi in regione, in ogni comune, dove vogliamo, possiamo avere al massimo 2,5 migranti accolti sul territorio per 1000 abitanti. Per Udine vuol dire 250. 250 migranti, solo con la Cavarzerani siamo a posto.
Allora, Udine vuol dire che sta già facendo più della sua parte. Allora, quando qualcuno dice a Udine abbiamo un problema, dovrebbe dire a Udine abbiamo troppe persone. Quindi dovrebbe pensare a ridistribuire queste persone. Quindi dovrebbe pensare che strutture con 50, 60, 70 ragazzi non vanno bene. Ed è quello che effettivamente ieri finalmente si è in qualche modo stabilito con questi criteri, perché tra i criteri dovrebbe esserci anche quello di avere un numero adeguato di persone che possono essere giustamente seguite più che controllate, perché qui è un problema che noi li mettiamo là dentro e tante volte non si sa cosa fanno questi ragazzi, a monitorarli nel percorso, ad affiancarli, perché vanno in giro nei nostri paesi, cosa vanno a fare, a che ora tornano in queste strutture. Se fossero pochi, come abbiamo avuto anche e abbiamo anche esempi eccellenti di accoglienza nella nostra regione, e lo testimoniano anche gli stessi esponenti di centrodestra. Il presidente Novelli della commissione ha fatto dei sopralluoghi, probabilmente c'eravate anche voi in queste strutture, dove tutti quanti hanno detto funzionano, vanno bene, perché si fanno determinati corsi, si dà un'educazione, una struttura a questi ragazzi, perché poi ovviamente è facile fare propaganda, però ci sono quelle norme europee, perché l'Europa non esiste solo quando ci chiede di spendere miliardi per le armi. L'Europa esiste per tanti motivi, e non esiste solo l'Europa, esiste anche il diritto internazionale. Il diritto internazionale dice che noi dobbiamo accogliere questi ragazzi, ma noi, Italia, non noi Friuli Venezia Giulia o noi solo Comune di Udine, perché è l'unico comune di centro-sinistra, li mettiamo tutti lì, creiamo un casino. Ci vuole un equilibrio, dice, a beneficio poi di tutti, di chi arriva e di chi gestisce agli altri comuni che vanno al voto, non fate come ha fatto Udine, che ha scelto una giunta di centro-sinistra, scegliete noi che siamo bravi. Sono 7 anni che devono governare questa cosa, e i problemi legati ai migranti non ci sono solo a Udine. Allora, abbiamo una chiamata in arrivo. Buongiorno, con chi parliamo? Lucio da Pavia di Udine. Buongiorno, allora, signor Lucio, prego. Il discorso è questo, che una cosa che non avete detto, che sono aumentate le domande di porto d'armi, di detenzione d'armi in Friuli. Quindi c'è una percezione della sicurezza che è molto pericolosa, rischia di fare più danni. Io consiglierei più lo spray alla peperoncino che un calibro di pistola, nel senso che il peperoncino fa piangere. No, certo, dice non ammazza nessuno. Ha richiamato un tema molto importante, signor Lucio, la ringraziamo. Lo rivolgo subito, se non ha altro da aggiungere. No. Va bene, grazie allora, buona giornata. È un tema molto importante, è emerso anche di recente, l'abbiamo documentato con la consegna di 1000 firme circa in comune Pasian di Prato da parte della popolazione di Passons, contraria all'apertura anche lì di un centro per minori stranieri non accompagnati, anche un centro abbastanza delicato perché si riferisce anche a dei casi piuttosto delicati anche di inserimento di ragazzi, con anche la richiesta da parte, la volontà, insomma l'auspicio espresso da una parte anche dei residenti di poter eventualmente ottenere un porto d'armi per potersi difendere. Anche questo è un tema chiaramente che insomma, degno di riflessione, preoccupa anche. Certo, preoccupa tantissimo, perché è una sorta di abdicazione da parte dello Stato nei confronti di un tema così importante che è la sicurezza, no? Quindi noi ascoltiamo tantissime volte, appunto, a parte la vicenda di Pasian di Prato, no? La sicurezza partecipata e quant'altro, sono tutti strumenti che certo coadiuvano, danno una mano a impedire che si delinqua nei nostri territori, però arrivare addirittura a una sorta di americanizzazione della questione sicurezza è assolutamente da evitare, così come si sta americanizzando anche la sanità e come si sta americanizzando su vari aspetti della nostra società. Ecco, io veramente rimango sconcertato, e ha fatto bene il telespettatore a denunciare questo fatto, perché significherebbe veramente, ma nel vero senso della parola, il Far West nel nostro
Friuli Venezia Giulia e quindi assolutamente bisogna scongiurare questo enorme pericolo che potrebbe interessare il nostro territorio. Sergio, lei come accoglie la volontà di alcuni appunto abitanti, abbiamo parlato al comune di Pasian di Prato, ma non solo, magari di difendersi, anche autodifendersi con eventuale utilizzo io credo che di un armi? conto sia quello definito controllo di vicinato, che avrebbe anche delle sue motivazioni, diciamo, e delle sue esigenze, se non altro anche quella di iniziare a far conoscere i vicini di casa, cosa che neanche nei condomini ormai si fa più, si è no, buongiorno, buonasera, e quindi da quel punto di vista potrebbe essere un miglioramento anche della nostra società. Armarsi invece, ovviamente sì, siamo totalmente contrari, però capiamo, perché come ho detto prima, il tema c'è, il tema è sentito e purtroppo che sia percepito, che sia reale, questa è la società che si è costruita in questi anni e evidentemente se c'è questo numero, diciamo, di richieste di porto d'armi è chiaro che il tema c'è. È ovvio che quello che possiamo consigliare a tutti i cittadini è di non rovinarsi la vita, perché poi alla fine per risolvere un problema si rovinano loro la vita, abbiamo visto come funziona, e quindi di non andare dietro a facili propagande. C'è chi è preposto all'utilizzo delle armi, c'è chi ovviamente sta dando anche sempre più armi alle forze dell'ordine, anche alle polizie locali, no? C'è questa spinta di renderli, diciamo, armati con i taser, con altre cose. Il tema della sicurezza, ribadiamo, è sempre quello, è vero, c'è chi, però poi se c'è carenza di fabbisogno anche lì di organico, no? Nelle forze dell'ordine, è ovvio che un cittadino dice ok, ma se non c'è quello qualcuno lo deve fare, e quindi automaticamente scatta questo meccanismo, e per cui siamo sempre lì, siamo di fronte al fallimento dello Stato e della società. 9, dunque è arrivato il momento di un nuovo break pubblicitario, a tra pochissimo. Continuiamo il nostro anche confronto politico, sempre siamo rimasti in questa pagina del Gazzettino. Allora vediamo quest'altro titolo che riguarda anche il controllo di vicinato contro i furti nelle case. Abbiamo richiamato, no, durante questa precedente riflessione anche questo tema. Allora leggiamo anche questo titolo perché la Giunta sposa il progetto. La Giunta regionale ha accolto un ordine del giorno, qua si dice risse con coltelli, baby gang in azione, furti e tentate rapine, sono tutte espressioni della microcriminalità che incrinano ormai quasi quotidianamente il senso di sicurezza dei cittadini anche in pieno giorno e in zone centrali. Davanti a questa emergenza sociale, la Giunta regionale dunque ha accolto l'ordine del giorno di Diego Bernardis, di Federica Presidente, per valutare la possibilità di sostenere in via sperimentale il controllo attivo del vicinato. Non si tratterebbe di una forma di ronda, ma di un modello di sicurezza partecipata che valorizza la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine. I residenti opportunamente formati segnaleranno tempestivamente situazioni sospette e fenomeni di degrado senza alcun intervento diretto da parte loro, favorendo così una maggior prevenzione e coesione sociale. È appunto un'iniziativa che a livello comunale si sta già sperimentando, no? In questi ultimi mesi con appunto la sicurezza partecipata, e ovviamente su cui più volte si è espressa anche Palazzo d'Aronco, l'assessora comunale Toffano. Riparto da qua per chiedere anche voi che opinione avete, insomma, anche di questo coinvolgimento se c'è una richiesta da parte della cittadinanza, se la sicurezza è percepita o reale, diminuita, quindi sì, benvengano questo tipo di operazioni. Naturalmente il tutto, come giustamente anche si diceva, deve essere regolamentato dalle forze dell'ordine, che devono comunque mantenere una cabina di regia, e il tutto deve avvenire, insomma, all'interno delle licità. E anche una condizione di sicurezza per i cittadini stessi, che non devono mettersi in pericolo. Poi si sta poco, no, a trovare la persona magari eccessivamente, no, attiva, che magari esagera nei comportamenti. Quindi sì, ben venga, però l'importante è che tutto venga gestito da chi deve gestire queste cose, ovvero le forze di polizia. La sua opinione rispetto a questa sicurezza partecipata qui sul territorio, Sergo, a distanza appunto di questi mesi? Un po' abbiamo detto prima, no? Quando appunto parlavo di controllo vicinato, nel senso che potrebbe essere, diciamo,
uno degli tanti strumenti per garantire poi quel senso di sicurezza partecipata per i cittadini. Poi io sì, di fronte a iniziative di colleghi o ex colleghi come il Presidente Bernardi, posso dire solo una cosa. Legge 5 2021, legge regionale Friuli Venezia Giulia, articolo 9, sicurezza partecipata, se volete ve lo leggo. Cioè, c'è una legge regionale dove dice che bisogna diffondere questo tipo di iniziative. Sono passati 4 anni e abbiamo i consiglieri regionali che chiedono alla Giunta di attuare una legge votata dal Consiglio regionale. Allora, non si può fare le norme solo per propaganda. Per dire le abbiamo fatte, bisogna attuarle, bisogna metterle ovviamente sul campo, sul territorio, provarle, testarle. È chiaro che noi eravamo contrari poi ad alcune finalità che poi avete giustamente nominato voi, che sono quelle delle ronde, no? Qui non dobbiamo parlare di ronde, non è la sicurezza partecipata a un gruppo di cittadini che alle 8 di sera si ritrova, scende con più o meno mezzi, no, per poter fare il controllo del suo vicinato. Si tratta di dire ai cittadini: guardate che se vedete qualcosa di strano segnalatelo, denunciatelo, che è quello che un normale cittadino dovrebbe fare senza una legge regionale, perché segnalare una situazione o avvisare una forza dell'ordine, avvisare qualcuno è quello che tutti quanti dovremmo fare. Il problema è sempre quello, che quante segnalazioni facciamo ogni giorno di tutti i tipi e, voglio dire, succede anche alle donne, no? Fanno magari determinate denunce, cercano qualche aiuto con stalker, con persone che poi possono anche, diciamo, abusare su di loro a livello anche non solo con aggressioni non solo verbali ma anche fisiche. Poi non c'è una risposta immediata da parte di chi di dovere per i 1000 motivi che abbiamo detto prima. Se c'è poca gente a seguire queste cose è ovvio che non puoi dare una risposta al cittadino subito e poi succedono diciamo le tragedie tante volte, no? Quindi è un po' la stessa cosa. È chiaro che noi dobbiamo incentivare i cittadini a fargli capire che il bene comune è di tutti e deve essere gestito da tutti. Questo in tutti i casi, non solo per quanto riguarda la sicurezza. Se c'è un bene da difendere lo devono fare i cittadini in prima persona e ormai si parlava prima si accennava, no? Anche acciaieria, non acciaieria. In quel caso sono stati i cittadini a dover difendere un bene comune come quello dell'ambiente, della propria salute e a scendere in campo per primi. Abbiamo visto già diversi anche comitati nati contro la realizzazione di eventuali opere, insomma. Certamente, adesso sì, stupisce che a marzo del 2025 la Regione, cioè quindi in prossimità delle elezioni comunali a Pordenone e a Monfalcone, la Regione si accorga che c'è un problema di sicurezza. È chiaro che anche le elezioni amministrative poi su determinati temi, insomma, anche qui hanno delle loro dinamiche. Noi continuiamo però perché vi voglio riportare, a proposito di quartieri, c'è questo titolo anche che si riferisce a Palazzo d'Aronco: addio agli ambulatori di quartiere, ora 2 punti salute. La Giunta Comunale volta pagina sugli ambulatori di quartiere e punta su un nuovo modello, annunciando l'attivazione di 2 nuovi punti salute in 2 diverse zone fuori dal centro storico. Questo in collaborazione con associazioni del terzo settore e medici in pensione, per offrire attività di supporto sociosanitario, consulenza e orientamento ai servizi. Ieri se ne è parlato in commissione a Palazzo d'Aronco e viene spiegato dall'assessore Gasparin. La nuova impostazione punta a rafforzare il ruolo degli ambulatori come punto di riferimento per l'ascolto, la prevenzione e l'informazione sanitaria, riducendo progressivamente le prestazioni infermieristiche che rientrano nelle competenze del Servizio Sanitario Regionale, al quale il Comune non può e non deve sostituirsi. Quindi delle realtà che vogliono comunque affiancare la popolazione. Tutte le persone chiedono ovviamente servizi più veloci, rapidi, concreti, vicini, ecco, soprattutto anche sul fronte della sanità. Riparto da lei? Sì, va bene. Così vi... No, va bene, ma allora, anche qui, come al solito, siamo di fronte a un cortocircuito. Noi stiamo esternalizzando dei pronto soccorso a Latisana, a Spilimberg, varie zone, Tolmezzo, se ne parla, eccetera. Poi vedremo, ma insomma qualcuno ha detto che si dovrebbe
esternalizzare queste strutture, questi reparti, perché abbiamo troppi accessi nel pronto soccorso. Ora, se noi continuiamo a togliere servizi ai cittadini su quella che è la sanità territoriale, no? E poi un cittadino cosa fa? Anche se ha la tosse va al pronto soccorso, perché medici di medicina generale ha fortuna a trovarli, guardie mediche ha fortuna a avere una risposta. E poi sperare come una volta che venga la guardia medica in casa, sì, ci deve essere proprio un caso diciamo eclatante. E più togliamo questi servizi, diciamo, chiamati proprio di territorio, è chiaro che poi tutto si riversa sui nostri ospedali. E poi cosa succede? I nostri ospedali, sempre per carenza di personale, perché poi questa è la giustificazione ovviamente che viene sempre data, non riescono a rispondere con il personale a loro disposizione e quindi siamo costretti a dire ma se vogliamo più servizi dobbiamo esternalizzarli, e quindi diamo in mano ai privati la gestione di interi reparti, come potrebbe accadere anche alla Tisana, dove non solo si esternalizza diciamo, l'aspetto medico, ma si è scritto nero su bianco anche quello infermieristico, no? per la prima volta. E quindi quello che sta succedendo a Udine ovviamente sono scelte della giunta regionale, poi si era detto che si dovevano potenziare questi ambulatori, adesso diventano punti salute, e poi non dimentichiamoci che noi abbiamo le case della comunità, che grazie al PNRR stanno per essere aperte anche quelle, qualcuna già apre, e anche lì noi abbiamo delle strutture nuove, ma il personale per metterle dentro, perché se no stiamo costruendo nuove strutture, facciamo nuovi investimenti sui nostri reparti dal punto di vista infrastrutturale per poi darli al privato. Allora sì, facile fare gli imprenditori in questo modo. Allora, vado a leggere questa, tra poco torno da lei. Vicentini, ovviamente quindi richiamiamo anche questi titoli in questa doppia pagina del Gazzettino sui nodi della sanità. Gli ospedali privatizzati lo fanno tutte le regioni. L'assessore Riccardi risponde alle interrogazioni sulla Tisana e Spilimbergo e dice: per ora solo manifestazioni di interesse, se conviene ci penseremo anche noi. Andiamo a leggere dunque qualche parola in più. Garantire i servizi ai cittadini sempre gratuitamente, ticket a parte, valutando se le modalità proposte da imprese private per la gestione di pezzi di prestazioni sanitarie siano nell'interesse pubblico. Il succo del discorso sarebbe in questa spiegazione in poche righe. La vicenda della privatizzazione degli ospedali di Latisana e Spilimbergo potrebbe dirsi chiusa. Per l'assessore alla sanità Riccardo ovviamente. Per le opposizioni il discorso è decisamente differente. In ogni caso ieri in Consiglio il referente regionale, rispondendo alle interrogazioni del Partito Democratico, ha fatto luce almeno in parte su alcuni punti di una vicenda che sta creando tensioni. La prima questione emersa è oramai assodata. Imprese private hanno manifestato all'ASFO e alla sua UFC la possibilità di poter gestire pezzi di sanità pubblica. Riccardi non ha fatto alcun accenno, ma è oramai risaputo, e qua si rifà il punto un po' di quelli che potrebbero essere i servizi esternalizzati. E vediamo se trovo... ci sono tante precisazioni, poi magari c'è una nota anche di Riccardi che comunque la prendo subito, giunta appunto dall'ufficio stampa della regione, ha detto: è in corso appunto una valutazione tecnica sulla base delle norme vigenti di partnership pubblico-privato per garantire e migliorare servizi ospedalieri comunque in modo gratuito per i cittadini. Siamo in presenza di alcune ipotesi di proposte, ha detto, e si tratta di una procedura trasparente normata dalla vigente legge, secondo la quale le aziende sanitarie nella loro autonomia di gestione hanno l'obbligo di valutare le proposte unicamente sulla base dell'interesse pubblico. Questa ovviamente è la posizione dell'assessore regionale, che mira a garantire i servizi, come più volte affermato. Andiamo a leggere questo titolo dunque: fumata nera a Udine nel confronto sindacale, pronti a mobilitarci. Will e Nursing rilanciano l'assemblea del 25 con i sindacati della dirigenza, la CGIL, che parla di valutazione di eventuali azioni legali, quindi permangono le tensioni. Liguori, la consigliera appunto di minoranza, che dice: guardia medica a Lignano, ricucire lo strappo. La consigliera ha portato in aula un question time sulla proposta di affidare all'esterno il servizio al mare. E ancora, e completiamo quindi questo sguardo,
vediamo se riacciuffo la pagina, se no la riacciuffiamo dopo, dai, insomma continuano a essere numerose le questioni sul tavolo e anche le diverse prese di posizione. Qua c'è un titolo sull'appalto di radiologia: in settimana si firma il contratto, questo per l'appalto della radiologia d'urgenza per l'ospedale di Pordenone. Insomma, ho fatto un potpourri, Vicentini non me ne voglia, ma chiaramente ci sono gli sviluppi su queste, anche confronto tra le forze politiche, queste ipotesi ovviamente di esternalizzazione di più servizi in corso di valutazione, ma insomma quello risulta essere l'indirizzo, no, prevalente, e c'è chi dice ma se nella sostanza anche questi servizi possono essere migliorati, perché tanta contrarietà eventualmente a questa esternalizzazione da parte di alcuni referenti politici, alcune forze politiche? Per esempio è stato citato anche il caso nel nostro dibattito pubblico anche delle esternalizzazioni, diciamo così, anche dei servizi per la gestione, non so, delle presenze di migranti o di altre situazioni. Come valuta anche lei queste? Innanzitutto la notizia, no, secondo me è emblematica, no? Cioè, gli viene chiesto ma allora state privatizzando, e Riccardi dice beh, lo fanno da tutte le, insomma, in altre regioni, quindi sostanzialmente conferma l'ipotesi di privatizzazione dei nostri ospedali, quindi sta confermando quelle che sono le paure che provengono non solamente dai partiti politici che stanno all'opposizione, ma anche da parte, come si leggeva anche nei giornali, da parte degli operatori sanitari, dalle sigle sindacali e quant'altro. Ma io non so se vi ricordate qualche settimana fa o insomma qualche giorno fa, quando c'è stata quella protesta, quella forma di protesta da parte delle strutture private convenzionate contro Riccardi, quindi contro la nostra regione, per chiedere sostanzialmente che venisse alzata la tariffa per quanto riguarda, diciamo così, il rimborso delle prestazioni convenzionate. E per fare questo hanno sostanzialmente ricattato il sistema dicendo o così o se no blocchiamo le liste d'attesa. Ecco, noi se andassimo verso un rafforzamento della presenza delle strutture private, quindi di soggetti privati che in maniera lecita hanno come obiettivo quello di fare profitto, noi arriveremo a una situazione di questo tipo, quindi saremo continuamente sotto scacco, sotto ricatto da parte di queste strutture che, ripeto, devono fare profitti, non hanno come interesse principale la gratuità e l'universalità del servizio, quindi cura del cittadino. Poi parlato di un rincaro comunque di costi in generale, chiaramente i referenti hanno fatto presente le loro posizioni, necessità in quell'ottica anche di dialogo. Che comunque certamente, però dire blocchiamo le liste d'attesa, insomma, è naturale che se loro avessero il monopolio della situazione, sì, a quel punto lì tutta la nostra sanità rimarrebbe bloccata. Quindi, io stimola anche le diverse prese di posizione, chiaramente. Sì, no, ok. Io diciamo così, ma come anche sul piano oncologico regionale, c'è un mondo di professionisti, di operatori sanitari che manifestano contrarietà perché di fatto vedono sostanzialmente depauperare le strutture periferiche della nostra regione, vedono anche la propria situazione personale peggiorata rispetto agli anni passati. Molti di questi professionisti che appunto vivono, lavorano nelle strutture periferiche della nostra regione, quindi la Tisana piuttosto che Spilimbergo, Sacile, Aviano e quant'altro, decidono di abbandonare la nostra regione e andare a lavorare in Veneto perché evidentemente le condizioni lavorative in quella regione sono migliori rispetto alla nostra. E noi cosa facciamo? Affidiamo quella che era diciamo un servizio d'eccellenza, no? La sanità regionale la diamo, come diceva giustamente anche Sergo, l'affidiamo ai privati. Ecco, secondo noi questa virata, questa volontà, no? di privarsi di gioielli importanti come che sono le nostre strutture ospedaliere, le persone che ci vivono all'interno, è veramente la cosa peggiore che questa regione possa fare, e su questo noi insomma ci batteremo e manifesteremo tutta la nostra contrarietà. Sempre attraverso la nota della Regione riporto appunto ulteriori parole di Riccardi, che dice: non possiamo, appunto in merito alla Regione, non possiamo essere l'unica Regione d'Italia in cui a fronte di ipotesi di proposte di questo tipo venga avanzato un no a priori per motivazioni che sono soltanto ideologiche. Un no, dice Riccardi, potrà esserci eventualmente soltanto dopo l'analisi tecnica approfondita delle proposte che avviene sulla base dell'interesse pubblico. Ma loro nel PAL, nel piano attuativo locale,
5 righette mi pare che fossero. È stato il modo, lei dice, anche di come cioè io naturalmente contesto sia il merito che il metodo. Cioè quelle 5 righette dal titolo esternalizzazioni non era stato presentato ai cittadini, ai sindaci che custodiscono la conferenza di servizi. È quello che ha scatenato la rabbia da parte di tutti i sindaci del territorio, no? L'aver nascosto la vicenda, no? Così come su tante altre questioni. Allora, riporto per completezza anche delle pagine del Messaggero Veneto la posizione dei sindacati. Dunque, pronto soccorso a esterni, spiazzati anche i sindacati, leggiamo, nessuna consultazione. Coro di proteste all'incontro con il direttore della ASUFC, l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, per il mancato confronto. La CGIL manifesterà il 4 aprile. Martedì intanto assemblea di UIL e Nursing. Ovviamente anche qui c'è una doppia pagina con molti approfondimenti. Viene riportata la posizione di Riccardi che dice si valuta in base all'interesse pubblico, e poi questo taglio degli ambulatori su Udine con l'assessore comunale all'equità sociale Gasparin che sempre dice presto 2 punti salute. L'assessore ha illustrato le ragioni che hanno portato alle chiusure, dice commessi degli errori, e ha annunciato questi nuovi presidi in autunno. Non so anche se rispetto a quest'ultimo aggiornamento, quest'ultima scelta di Palazzo d'Aronco desidera aggiungere qualcosa. Oddio, non conosco, diciamo, nello specifico la vicenda. Certo, da 7-2 è sicuramente un impoverimento, poi veramente non entro nello specifico della vicenda, anche perché io credo che comunque nonostante, cioè, indipendentemente da come la si veda, cioè io assisto, ma non solamente a Udine, ma anche in altre amministrazioni, in altri paesi, città della regione, a questa sorta di cercare, no, di sopperire alle mancanze che provengono dal sistema più ampio, più grande, in questo caso sanitario regionale, perché per l'appunto la sanità regionale non dà risposta, non dà garanzia. Allora ci si deve in qualche modo arrangiare attraverso questi stratagemmi che sono naturalmente virtuosi, perché come la vicenda che diceva giustamente anche Sergio dei medici di famiglia, no? Cioè che sono il primo presidio sanitario a livello locale. Se cioè i cittadini come prima volontà vogliono avere una sanità che sia a portata di mano, che intervenga immediatamente, che risolva i problemi nel più breve tempo possibile. Ma se l'obiettivo della sanità regionale è quello di smantellare, è naturale che le logiche non saranno quelle di curare e quindi di salvaguardare la salute dei cittadini, ma quello di fare profitto. Questa è la sua posizione. Sentiamo se chi ci sta chiamando vuole esprimersi in merito alla sanità o su altri aspetti, ha una visione differente, non lo so. Buongiorno, chi ci chiama? Buongiorno, sono Nevio e mi telefono da Udine. Ben ritrovato, signor Nevio, prego. Sì. Qual è il tema che vuole affrontare? Ma guardi, i temi qua sono tanti, però bisogna essere veloci. Allora, io dico una cosa, guardate che io sono contrario alla privatizzazione in sanità, tanto per chiarirci, però la privatizzazione è inevitabile. Allora, bisogna essere corretti e dire le cose come stanno. Non si può dare la sanità gratuita a 60 milioni di abitanti. Non è possibile. Al di là della mancanza di infermieri, medici non è che manchino. Mancano medici dove c'è da lavorare duro, ma medici ce n'è abbastanza. Siamo in Europa forse il numero di medici più alto che c'è in Europa. Allora, quando uno va al pronto soccorso e non paga neanche €1, neanche la carta che gli danno della diagnosi, questo non è possibile. È chiaro che i pronti soccorsi saranno intasati. Allora, io non voglio ripetermi, ma addirittura da ricerche pare che su 18 milioni di accessi nei pronti soccorsi italiani, 12 sono codice bianco, 4 sono accessi impropri. In pratica, su 18 milioni, quelli che avevano urgenza sono solo 2 milioni. Allora, voi capite che c'è anche un fatto culturale, perché purtroppo a noi italiani, quando è gratis, si mangia il doppio.
perché quando uno esce di casa con la pancia piena, se va in un bar e c'è un'inaugurazione, gli danno da mangiare gratis, mangia anche quello. Mi dispiace dire le cose, ma io non faccio politica, non sono di nessun partito, perciò dico quello che penso. È un tema questo che le sta molto a cuore, perché ce l'ha rilanciato più volte anche di questa cultura, diciamo, sanitaria. Anche. Bisogna cercare un sistema che faccia pagare qualche cosa a chi può, naturalmente, è chiaro che uno che non può non paga, però dobbiamo trovare un sistema di assicurazioni, non so, o a questo punto fare come negli Stati Uniti. Cioè uno paga la sua assicurazione e pazienza, perché ragazzi guardate, non esiste che non si privatizzi, andrà sempre peggio, sempre peggio. Ecco, poi un'altra cosa volevo dire al consigliere Sergo, guardi consigliere che... Già consigliere Sergo, attuale coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. Guardi che noi abbiamo... gli organi di polizia, noi siamo lo Stato al mondo che ha più polizia di tutti, perciò basta con queste pappagalate, bisogna aumentare le forze dell'ordine, no, bisogna coordinarle meglio, perché mettiamo 10.000 carabinieri a far scorte a cani e a porci, è chiaro che a un certo punto mancano soldati, mancano carabinieri. Cioè abbiamo Saviano che da 10 anni, che ha la scorta, che vive in un attico a New York e che ha 30 carabinieri ogni mese che gli stanno dietro, è chiaro che 30 per 12, vedete voi, sono 300 carabinieri solo per Saviano. Al di là di questo caso, che poi chi ha diritto alla scorta ha determinate motivazioni su cui è accordato, per cui non sia piacevole neanche vivere sotto scorta. Però capisco il ragionamento che lei intende rilanciare. Sì, ecco, insomma, dai, finiamola. Io vedo negli altri paesi europei queste scorte non ci sono, dai, adesso diamo la scorta a tutti. No, questo è un po' un discorso a parte che magari va affrontato con la dovuta delicatezza, non si può, perché le scorte di certo non sono comunque attribuite, non ha un piacere neanche vedersele attribuire, probabilmente considerando le situazioni che le poi comportano. Allora, dovremmo andare tra poco in pubblicità, ma le lascio un po' il tempo, ovviamente riparto da lei, magari al rientrerò con lei Vicentini. Da dove ripartiamo? Fattore sicurezza, carenza di personale o meno, diciamo e poi... Che Trump 2 o 3 uomini della scorta ce li aveva, gli hanno sparato ognuno un orecchio, per cui sì, figuriamoci senza. Ma allora sì, ci sono tante cose ovviamente da dire, perché si è parlato della sanità, siamo arrivati alla sicurezza, per cui proviamoci. Ma sulla sanità ovviamente, allora, guardate, il signor Nevio dice è inevitabile privatizzare. Va bene, ma allora privatizzate. Perché Riccardi dice no, non stiamo privatizzando? Perché Federica dice no, non stiamo privatizzando, stiamo esternalizzando i servizi? Le cose sono due, o esternalizzate o privatizzate. Sono due cose completamente differenti, se vogliamo, ma è ovvio che esternalizzare un servizio non vuol dire privatizzarlo, però dipende come lo esternalizzi e poi chi controlla quella esternalizzazione. Trasporto pubblico locale. No? Noi abbiamo fatto una gara, poteva vincere un soggetto 100% privato, ha partecipato a quella gara anche, hanno partecipato soggetti privati, hanno vinto un consorzio di TPL-FVG, no? Un consorzio di quelle che erano già i gestori scelti dalle nostre province, in cui ci sono dentro non solo le quote delle province ancora attive poi date ai comuni, ma anche c'è la finanziaria regionale Friuli, ad esempio, no? Arriva Udine. Per cui il problema però qual è? Arriva Udine all'interno di una società come, Friuli all'interno di una società come Arriva Udine, cosa può controllare di quell'azienda con il suo 8%? Chi è che decide le politiche aziendali? Chi è che decide le assunzioni degli autisti? Perché anche lì c'è una carenza di autisti e poi vediamo che le corse dei bus saltano, no? Ne abbiamo parlato anche per una settimana intera e la cosa sta andando avanti. Quella è esternalizzazione di un servizio che poteva essere tranquillamente pubblico come lo è sempre stato, che abbiamo deciso di esternalizzarlo. Ora dobbiamo chiederci, funziona questa esternalizzazione? Funziona la privatizzazione? Vogliamo un bus che costi 5 euro come dice il signor Nevio? Perché anche andando dietro al suo ragionamento, anche un bus non dovrebbe costare 1,50 euro o quello che è il biglietto.
potrebbe tranquillamente costare 10 euro un taxi. Prendete un taxi per fare 10-15 km, vedete quanto vi costa. E allora queste sono le domande che dobbiamo porci nel momento in cui decidiamo di non avere più dei soggetti pagati dal pubblico a fare quei determinati servizi. Questa è la differenza. Risorse, no? Ma certamente, perché poi pubblico paghiamo, e poi non devo avere dei servizi. Sì, e poi dobbiamo anche pagare magari una seconda volta per andare dai privati, perché poi questo sta succedendo ovviamente per chi ha la possibilità di curarsi, di fare determinate analisi, si affaccia magari direttamente ai privati, perché se vai dal pubblico ti dicono no, lista attesa 1 anno e mezzo, allora cosa devi fare? Vado al privato e pago, però pago già le tasse per il pubblico, allora c'è qualcosa che non funziona. Non me ne voglia Vicentini, mando la pubblicità, poi le lascio così il tempo anche a lei per un'ampia replica. A tra poco. Ultima parte di Sveglia Friuli, sempre in compagnia dei nostri ospiti, Claudio Vicentini, co-portavoce regionale di Europa Verde, Cristian Sergo, coordinatore provinciale di Udine del Movimento 5 Stelle. Allora, stavamo parlando di sanità, anche di un intervento telefonico del nostro amico telespettatore, il signor Nevio, che ha fatto presente, insomma, sarebbe ottimale a suo avviso il percorso verso la privatizzazione. Riparto da lei. Ma io, lui diceva, non essendoci risorse, non riuscendo a garantire il servizio a 60 milioni di italiani, insomma, secondo lui sarebbe meglio, insomma, privatizzare la sanità in toto. Ma a parte le battute, no? Ci sono 800 miliardi per riarmare l'intera Europa, non ci sono per la sanità, quindi ecco, io credo che ci debbano essere delle priorità e la sanità, insomma, a detta di tutti, visto che tra l'altro anche la nostra è una società che sta invecchiando, è una delle priorità maggiori. E l'altro, insomma, questa questione della privatizzazione della sanità sta un po' tempestando da giorni i giornali, quindi sta creando un forte dibattito anche tra le persone. Io proprio l'altro giorno un mio compaesano aveva mandato un messaggio dicendo già adesso noi andiamo in Croazia a farci i denti, domani andremo a farci anche il gesso in Croazia, no? Anche là il tema di come contrastare questa, no? Marcare le soglie oltre regione o oltre confine per trovare i servizi sanitari. Il punto è che con un sistema privatistico, cioè nel senso con un sistema privatizzato, tu naturalmente incentivi la persona ad andare a curarti dove costa meno. Ma anche se non garantisci delle tempistiche adeguate al cittadino, lo incentivi, malgrado ma allora non buttiamo via, cioè nel senso risolviamo, accorciamo le liste d'attesa, facciamo in modo che le TAC non vengano prenotate da qui a 10 mesi, investiamo per migliorare la nostra sanità e non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, cioè è questo che noi sostanzialmente diciamo. Lei ritiene che eventualmente esternalizzare anche determinati servizi non possa contribuire anche a ridurre determinati certi servizi? È anche ovvio che vengano esternalizzati, come ad esempio le cataratte, però alla Tisana stiamo parlando del servizio sala gessi, radiologia e il servizio infermieristico di supporto al pronto soccorso. Cioè già adesso i pronti soccorsi, i codici bianchi vengono gestiti da medici gettonisti. La Liguori ha contestato la questione della Guardia Medica di Lignano. Cioè noi dobbiamo avere del personale che sia gestito dalle sanità pubblica, perché deve seguire determinate procedure, deve avere determinati strumenti. Noi cosa sappiamo se la cooperativa X segue questo tipo di ragionamenti? C'è un effettivo controllo da parte della sanità pubblica sulla validità del servizio che queste cooperative, queste società prestano? Sì, no, forse, però è un rischio, servirebbero ulteriori chiarimenti su da non correre. Magari lei dice servirebbero maggiori chiarimenti anche sulle procedure, poi le modalità anche di eventuale però determinati servizi, diciamo dal mio punto di vista, quelli emergenziali, devono rimanere saldamente in mani pubbliche. Chiaro il vostro punto di vista. Allora, vi ho a disposizione ancora una decina di minuti. Vorrei affrontare un altro tema importante, colgo l'occasione ovviamente di questa prima pagina del Messaggero Veneto, con i dati dell'INAIL, saliti nel 2024 gli infortuni sul lavoro, oltre 13.000. I dati, i ragionamenti anche su questa tematica sono richiamati nelle pagine interne.
avrei voluto anche approfondire con voi il tema degli esteri, ma ahimè non ce la facciamo, quindi almeno affrontiamo questo. Ovviamente il tema della sicurezza sul lavoro e a scuola continuano a essere un tema, insomma, delle riflessioni molto importanti. In Friuli Venezia Giulia infortuni in calo fra aziende e cantieri, qua si spiega, su del 9% quelli degli studenti, l'impegno dell'INAIL. Non mi è chiaro tra aumento e cali. Allora andiamo a leggere qualche frase in più, perché anzi non andiamo a leggere qualche frase in più, perché abbiamo un servizio che riepiloga un po' i principali dati infortunistici emersi dall'INAIL. Allora andiamo a rivederlo assieme e poi vi lascerò un commento in merito. Infortuni sul lavoro in lieve calo, meno 0,72% in Friuli Venezia Giulia nel 2024 rispetto all'anno prima. Gli incidenti sul lavoro con esito mortale sono passati da 22 a 19. Sono i dati dell'INAIL durante la tappa del ciclo di incontri sul territorio, presente il direttore generale Marcello Fiori. Un piccolo ma significativo calo sia sul numero di incidenti sul lavoro che sul numero dei decessi. Non siamo soddisfatti, perché ogni incidente è un dramma, ogni morte è una tragedia che riguarda la persona colpita, la sua famiglia, il suo datore di lavoro. Quindi il nostro obiettivo è, attraverso la prevenzione, la formazione e il coinvolgimento di tutti gli attori e le parti sociali, di ridurre il più possibile il numero di incidenti e di morti sul lavoro. L'INAIL inoltre sosterrà l'edilizia sanitaria nelle regioni. Al Friuli Venezia Giulia sono stati assegnati oltre 182 milioni e spetterà alla regione stabilire le priorità di intervento. Ora la regione dovrà farci avere l'elenco delle priorità degli interventi che intende realizzare, e nel momento in cui riceveremo i progetti l'INAIL provvederà alla gara d'appalto e alla realizzazione delle opere. Fiori nella sua visita a Trieste ha incontrato anche il presidente Massimiliano Fedriga, con cui ha stabilito alcune linee di intervento come attività comuni sulla ricerca verso nuovi materiali, dispositivi e macchinari che contribuiscano alla sicurezza sul lavoro, oltre a tanta formazione sulla sicurezza nelle scuole superiori, partendo dalla Carta di Lorenzo. È stato un esempio dal quale culturalmente siamo partiti per fare in modo che, in anticipo anche con la recente legge del Parlamento, in Friuli Venezia Giulia si sperimentasse la possibilità, grazie a un protocollo d'intesa dell'INAIL con la Regione, la formazione già nelle scuole superiori legata alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro. Continueremo a farlo con tutti gli studenti che saranno le lavoratrici e i lavoratori di domani. Allora, rientro, è utile rileggere comunque queste righe del Messaggero Veneto rispetto ai dati effettivi. Dunque, nel 2024 gli infortuni sul lavoro in regione sono stati 13.604 rispetto ai 13.702 del 2023, un calo minimo, insomma. Calano in modo più significativo, comunque minimo ma importanti chiaramente, calano in modo più significativo invece i casi di infortuni mortali, 19 nel 2024 contro i 22 dell'anno precedente. E qui il Friuli Venezia Giulia risulta in controtendenza rispetto al dato nazionale, che ha fatto segnare un leggero aumento. Aumentano anche in regione gli infortuni degli studenti, sia nell'ambito delle attività scolastiche, sia durante il tragitto casa-scuola e scuola-casa. Sappiamo ovviamente degli interventi anche che sono in corso a livello regionale, grazie anche ai genitori di Lorenzo Parelli. È stata firmata anche questa carta di Lorenzo volta a favorire e incentivare tutte le buone pratiche su tutti i fronti per evitare il più possibile questi incidenti anche riguardanti gli studenti. Ecco qui, carta di Lorenzo antesignana della legge nazionale. Nel Messaggero Veneto oggi anche due storie: dal dramma alla rinascita, la sfida per la vita vinta da Massimo e Flavio, che hanno ovviamente subito in un caso appunto un'aggressione in un locale, nell'altro insomma l'amputazione di gambe e di un braccio a causa di un incidente avvenuto in gioventù. Comunque è un tema importante in cui anche i rappresentanti politici sono chiamati a dare sempre più delle risposte e creare delle sinergie. Sergo, riparto da lei, che ovviamente ha vissuto questo tema anche a livello di consigliere regionale in passato, sì, quindi certo. Resta ancora da fare, anche se sono stati fatti dei progressi, d'accordo? Ma ovviamente fino a quando non arriviamo all'obiettivo incidenti zero, vittime zero, così come per la sicurezza sulle strade, no? Quindi c'è sempre da fare, tutto quello che si può fare, mettere in campo ovviamente va bene da questo punto di vista. È chiaro che quando facciamo le percentuali anche sul calo, una volta saliamo, una volta scendiamo, stiamo attenti anche a vedere questi numeri, perché anche se ci può essere un miglioramento da una parte e un peggioramento dall'altra,
alla fine i numeri poi sono quelli, perché poi sì, 13.600 contro 13.700, sì, un altro po' basta avere l'anno bisestile o meno, siamo anche se già dietro lì. ogni numero ci nasconde una storia, no? Chiaramente, ma c'è anche un discorso legato alla produttività poi della regione, perché venendo meno i cantieri, ad esempio, no, del grande boom del superbonus, sono fermi i cantieri, sono fermi gli incidenti, per cui il fatto che ce ne sia anche così pochi meno dovrebbe anche farci riflettere su questo, però poi a livello nazionale il numero aumenta lo stesso. È chiaro che i dati vanno sempre poi sì, per cui alla fine i numeri sono numeri, l'importante è quello che si può fare, l'importante è la sensibilizzazione anche ovviamente delle imprese. Noi abbiamo sempre cercato anche di ottenere questo, perché poi possiamo ovviamente sensibilizzare gli operai, che però sono quelli che hanno bisogno di lavorare, per cui se qualcuno gli dice vai su a 5 metri senza impalcature o senza corde, ci vanno, magari inconsciamente, però ci vanno. E invece il problema è trovare imprenditori che evitano che nelle proprie aziende, nei propri cantieri succeda questo. Quindi dice trovarli tutti, sicuramente, perché poi le responsabilità ricadono su di loro, però per molti anni questo tema è stato effettivamente sottovalutato. Poi se vogliamo, ma non per ripeterci, però il problema di queste cose, e se lo vedete come lo testimoniate anche voi nei vostri servizi in questi mesi, ci sono dei controlli anche della Guardia di Finanza. Quante volte leggiamo anche e iniziamo a leggere sempre di più sui giornali che vengono trovati lavoratori in nero. Il sommerso e anche eventuali magari incidenti non dichiarati, non rilevati. Sì, perché se è sommerso il lavoratore si trova in situazione di difficoltà anche poi. Quelli sono gli infortuni dichiarati, quindi come diceva giustamente anche Sergo, vanno analizzati più nello specifico questi dati, quindi va fatta un'analisi più specifica. Sono aumentati gli incidenti da parte degli studenti lavoratori, no? Sì, se non erro. leggendo. Quindi anche il discorso dell'alternanza scuola-lavoro va comunque rivisto, comunque va in qualche modo sistemato, perché appunto sono aumentati quel tipo di infortuni, quindi sì. Meno 0,7 fischia non è che sia insomma un risultato di cui vantarsi, bisogna fare prevenzione, e secondo me una delle cause è appunto questo, che poi in queste situazioni si annida anche la criminalità organizzata e quant'altro, e tutto questo sistema di appalti, subappalti, caporalati vari, no, che accadono anche in grandi aziende del territorio. Quindi insomma è una questione a tutto campo, i dati vanno analizzati bene e bisogna veramente ciò cambiare. Che emerge comunque anche queste sinergie che sono create tra il regionale e il nazionale, questa volontà anche, ricordiamo sempre la famiglia Parelli, che da una tragedia ha trovato anche la forza per cercare di dare un contributo perché fatti come quelli accaduti a Lorenzo non capitino più possibilmente, quindi anche la forza di questa famiglia che ci fa piacere chiaramente valorizzare, insomma dare un tributo. Grazie, il nostro tempo a disposizione è terminato, vi lascio all'impegno. Allora grazie a Claudio Vicentini di Europa Verde, grazie anche a Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle per questo confronto. Vi saluto rilanciando ai nostri telespettatori, stavamo parlando anche durante la nostra rassegna della mobilitazione su più fronti da parte di residenti in varie località, e anche non si ferma la lotta, diciamo così, del Comitato dei Cittadini di Porpetto contro l'ipotesi di un'eventuale realizzazione di un polo logistico. Le firme raccolte sono quasi 1000, c'è una nuova assemblea pubblica all'orizzonte in cui si cerca ancora un punto di un confronto, un dialogo con l'amministrazione comunale. Allora sentiamo il servizio di Giorgia Bortolossi, grazie ancora ai nostri ospiti.